Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nuova svolta nelle indagini sulla sparatoria a Piazza Montana dell'11 giugno a Catania. Scattano altri 5 arresti, sarebbero tutti organici al clan Cappello Bonaccorsi. Nell'agguato rimasero feriti 3 minorenni. Momenti di terrore a Partinico, puntano una pistola su un pasticcere durante una rapina. La vittima ha riportato contusione alla spalla e un ginocchio nel tentativo di reagire. Ad Agrigento crisi idrica infinita. Nel quartiere Bonamaurone cittadini in coda alla fontana con bidoni e bottiglie di plastica, scene che incredibilmente si ripetono ogni giorno. Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone XIV che arriverà sabato sull'isola, previste importanti misure di sicurezza e limitazioni alla circolazione. Politica regionale, campo largo ad alta tensione, controcorrente di Ismaele Lavardera presenta il nuovo gruppo parlamentare, mentre Cateno De Luca lancia la sua rincorsa alla conquista del comune di Palermo. Un software per fronteggiare il traffico a Catania. La polizia municipale sarà supportata da un sistema digitale per controllare le strade cittadine con più criticità. Calcio, il Catania ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, si tratta di Fortunato Varrà, il dirigente calabrese ha sottoscritto un contratto biennale. A Catania in 5 finiscono in carcere, 1 invece ai domiciliari per la sparatoria dell'11 giugno a San Giovanni Galermo, in cui sono rimasti feriti 3 minorenni. Per la procura lo scontro a fuoco è nato da una faida interna alla cosca Cappello Bonaccorsi. Il servizio di Eva Spampinato. Per lo scontro armato di Piazza Montana sono arrivati altri arresti e il cerchio si chiude sulla faida tutta interna al clan mafioso Cappello Bonaccorsi. E questo, secondo la Procura di Catania, il movente della sparatoria dell'11 giugno scorso nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, dove un comando armato ha aperto il fuoco in una piazza di spaccio ferendo 3 minorenni. Ecco il momento degli spari, la raffica di fuoco si vede chiaramente dalle telecamere di sicurezza della zona e poi il ragazzo che arretra e i motorini che si danno alla fuga. Dopo settimane di indagini, la squadra mobile di Catania ha arrestato 5 componenti del gruppo di fuoco, finiti in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi, aggravate dal metodo mafioso. Ai domiciliari invece il presunto favoreggiatore, il factotum, che avrebbe garantito rifugi, spostamenti e assistenza durante la fuga. Determinanti le intercettazioni e le telefonate partite dal carcere, dove un esponente di spicco della stessa fazione continuava a impartire indicazioni ai latitanti. Un filo investigativo che ha permesso di ricostruire gli spostamenti del comando tra Adrano, Siracusa, Giardini Naxos e infine Floridia, dove 4 dei ricercati sono stati bloccati in un hotel. Un altro è stato arrestato a Catania, in casa della compagna, con una pistola calibro 6,35 sul comodino, probabilmente proprio l'arma dell'agguato. Secondo gli inquirenti, lo scontro armato sarebbe nato dalla guerra tra 2 diverse componenti dello stesso clan mafioso per il controllo degli equilibri criminali sul territorio, un regolamento di conti che ha trasformato una piazza di quartiere in un teatro di guerra. Dai domiciliari è finito in carcere Alessandro Mondo, il 19enne arrestato per l'incidente costato la vita a Giulia Scimone, studentessa di 16 anni, è avvenuto domenica sera a Torrefaro, a Messina. Il GIP ha aggravato la misura dei domiciliari trasformandola in quella di custodia cautelare in carcere e la decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale il giovane ha ammesso le sue responsabilità. L'accusa è di quella di omicidio volontario. Adesso ci spostiamo a Partinico, nel palermitano. Incappucciati in 3 hanno minacciato un pasticcere con una pistola, violenta la rapina in un bar pizzeria. I rapinatori sono fuggiti poi con un bottino di alcune migliaia di euro. Per la vittima invece contusioni nel tentativo di reagire. Il servizio di Marco Gullà. Sono immagini cruente, una rapina violenta in un bar pizzeria di Partinico, le golosserie di Bono. Come vediamo da queste immagini, 3 uomini incappucciati hanno fatto irruzione nel suo locale al momento della chiusura e gli hanno puntato contro una pistola per appropriarsi dell'incasso della giornata. Dopo averlo minacciato, si sono fatti consegnare circa 3.000 euro, oltre a un orologio, un bracciale e una collana d'oro che il proprietario del locale indossava. Incontriamo Gianfilippo Bono nel suo bar e ancora provato per quanto successo.
In quel momento si teme cose peggiori, si teme giustamente, avendo pure una pistola puntata, se scappa un colpo, se la pistola è vera o non è vera. Dico, queste sono cose che uno pensa, però in quel momento non sa quello che può capitare. Tantissimi clienti stanno manifestando appunto la solidarietà al titolare che è stato appunto vittima di questa brutale rapina. Che volevano i soldi, volevano i miei oggetti personali, ma fino a quando prendevano qualcosa, anche il denaro, non tanto mi interessavano. Il problema è stato quando mi hanno incominciato a dire l'orologio, oppure la collana, che non è per, come ho ripetuto qualche volta per il discorso nelle altre interviste, per il discorso del denaro, dell'importo, quanto costa meno, è per gli effetti personali e cose personali che sono nella mia famiglia. Nella concitazione Bono è caduto, riportando una contusione alla spalla e al ginocchio. Però queste cose sinceramente mi hanno colpito, perché secondo il mio punto di vista non sono una persona che può meritare un'azione del genere. Una città intera, quella di Reggio Emilia, con una fiaccolata si è stretta nel ricordo di Raffaele Stipa, il pizzaiolo di Capodorlando, ucciso a coltellate nel suo locale. La procura ha contestato l'omicidio e le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. Il servizio di Desiree Ferlito. Migliaia di persone, una fiaccolata silenziosa e una città intera stretta attorno al ricordo di Raffaele, il pizzaiolo originario di Capodorlando che a Reggio Emilia era diventato uno di famiglia. Abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci insieme, ha detto il sindaco Marco Massari in questi video della pagina Facebook Spazio Reggio. Così ieri sera il capoluogo emiliano ha salutato per l'ultima volta Raffaele Stipa, il pizzaiolo di 67 anni ucciso a coltellate nella sua pizzeria, conosciuto e amato da un intero quartiere per la sua generosità e la sua disponibilità verso tutti. Quando avevo voglia di una pizza a Reggio Emilia andavo da Yogi, anche se doveva attraversare tutta la città. Adoravo la disponibilità di Raffaele e quel senso di devozione nei confronti dei clienti. E poi perdere la vita così per nulla, scrive un cliente abituale su Facebook. E poi ancora, un grande lavoratore, un signore così bravo e sempre sorridente. La procura di Reggio Emilia ha contestato ad Andrea Pellati, il 42enne arrestato per l'omicidio, le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti o futili. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe presentato nel locale con un coltello portato da casa, dopo un diverbio legato all'ennesima richiesta di una pizza a credito e un debito di appena 35 euro. Nell'aggressione è rimasta ferita anche la sorella della vittima Antonella, che ha tentato di difendere il fratello. Oggi scossa e incredula, perché lo ha fatto, ha dichiarato. Avremmo comunque continuato a fargli credito. Torniamo in Sicilia, ad Agrigento, dove la crisi idrica è continua, con bidoni e bottiglie di plastica. Tanti cittadini si mettono in fila davanti alla fontana di Bonamarone per raccogliere qualche litro d'acqua da portare in casa. Il servizio di Davide Sarto. Bidoni e bottiglie di plastica davanti a una fontana pubblica per riuscire a portare a casa qualche litro d'acqua. Scene che sembrano appartenere ad altri tempi e che invece si ripetono ogni giorno ad Agrigento, nel quartiere di Bonamorone, dove la crisi idrica continua a mettere a dura prova la vita dei cittadini. Costretto a riempire bidoni? Ovviamente, perché senza acqua non è che si può vivere. Da quanti giorni manca l'acqua a casa? Saranno circa 15 giorni. E come fa? Come fa? Con i bidoni. Da settimane in molte abitazioni i rubinetti restano a secco. Tra le persone in attesa del proprio turno ci sono anziani, famiglie e anche cittadini con problemi di salute. Un disagio che alimenta rabbia, stanchezza e senso di abbandono. Voglio solo pagare l'acqua perché mi sono stancato di fare questa vita. Io ho una bambina piccola, io ho una disabilità con la 104 riconosciuta e un'invalidità pari al 60%. Sono diabetico, soffro di ipertensione e mi manca l'acqua. La cosa fondamentale della vita, mi manca l'acqua. Chiedo solo questo, acqua. Nel mirino dei residenti finisce la politica, accusata di non essere stata capace di risolvere un'emergenza che si trascina da troppo tempo. I politici la dovrebbero risolvere, sta a loro risolvere il problema. Qua si parla sempre di questa emergenza e ogni anno è sempre la stessa storia. Per molti cittadini quella dell'acqua non è più un'emergenza,
ma una condizione diventata insostenibile. A Gela adesso una discarica abusiva che è stata alimentata nel tempo a pochi passi dalle abitazioni, alla periferia nord della città, rifiuti di ogni genere che invadono le campagne, mentre di notte addirittura c'è chi incendia i rifiuti che poi sprigionano fumi e odori nauseabondi segnalati da anni dai residenti. Il servizio di GR Italia. Non è una discarica autorizzata, ma da anni funziona come tale. Tra i quartieri Cantina Sociale e Sette Farine, alla periferia nord della città, una strada sterrata è stata trasformata in un lungo corridoio di rifiuti, elettrodomestici, mobili, materassi, scarti domestici e soprattutto materiali edili abbandonati senza controllo. Terreni incolti a ridosso delle abitazioni trasformati in punti di scarico abusivo, dove il degrado continua ad avanzare. Da anni i residenti denunciano una situazione sempre più critica, ma accanto al problema dei rifiuti c'è un nuovo allarme. I rifiuti non solo continuano a essere scaricati giorno dopo giorno, ma vengono anche dati sistematicamente alle fiamme, generando non pochi problemi a chi abita alla periferia nord della città. A raccontare la situazione è Emanuele Italiano, vicepresidente del comitato Area 8. Ogni sera viene bruciato tutto quello che c'è come immondizia. E viene lasciato durante il giorno e poi la notte viene bruciato. Questo cosa succede? Che alla fine i venti che abbiamo durante la notte trasportano i fumi acri, i fumi odori insopportabili e giustamente arrivano nelle case adiacenti a questo disastro, se vogliamo dire. Il comitato ha già chiesto controlli e monitoraggi, ma secondo i residenti il fenomeno continua. E dal momento che viene bruciata ci ritroviamo che l'indomani o comunque dopo alcuni giorni spazzatura freschissima, pronta a essere bruciata durante la notte. Un ciclo continuo che lascia dietro di sé degrado, cattivi odori e una periferia sempre più segnata da un'emergenza ambientale. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha annunciato la chiusura definitiva di 2 linee di produzione della penicillina nello stabilimento di Catania, una decisione che potrebbe mettere a rischio oltre 300 posti di lavoro. L'azienda ha assicurato la presentazione di un piano per limitare l'impatto occupazionale e non esclude la possibile cessione del sito. Intanto il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha chiesto al ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso l'apertura di un tavolo di crisi ministeriale che dovrebbe essere convocato entro luglio per individuare soluzioni a tutela dei lavoratori e del futuro dello stesso stabilimento. Etnaland invece non riaprirà i battenti per l'intera stagione estiva 2026, ad annunciarlo è la stessa proprietà del parco acquatico e tematico di Belpasso che dallo scorso febbraio è sotto sequestro per gravi violazioni ambientali relative appunto a una discarica abusiva realizzata in un appezzamento di terreno nel quale venivano incendiati i rifiuti prodotti dal parco. Tempi tecnici per la bonifica sono incompatibili con un dissequestro a rischio, ci sono circa 200 posti di lavoro. Adesso ci spostiamo a Lampedusa che si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia, quella di sabato prossimo. L'isola è in fermento per l'arrivo di Papa Leone XIV. Il servizio. L'attesa cresce di ora in ora. Tra operai al lavoro, transenne, misure di sicurezza, Lampedusa si veste a festa per accogliere Papa Leone XIV. Una giornata che affonda le sue radici anche nel dolore. Il sindaco Filippo Mannino ricorda le tante notti trascorse ad affrontare gli sbarchi di migranti morti in mare. Da quella sofferenza è nata una lettera indirizzata al Santo Padre, trasformata oggi in un messaggio di speranza per l'intera comunità. È già pronto il piano organizzativo che coordina sicurezza, assistenza sanitaria e viabilità. Allo stadio comunale si stanno ultimando il palco e gli allestimenti che ospiteranno l'evento. Sabato l'accesso sarà consentito esclusivamente da via Cameroni, mentre ai partecipanti saranno distribuiti acqua e cappellini per affrontare il caldo. Previste anche limitazioni alla circolazione dalle 8 alle 14. Alcune zone dell'isola saranno interdette al traffico per consentire il passaggio del corteo papale. Per il sindaco Mannino l'arrivo del pontefice rappresenta un riconoscimento ai valori che da sempre contraddistinguono Lampedusa: accoglienza, solidarietà e rispetto della vita umana. Un appuntamento che l'isola si prepara a vivere con grande emozione e profondo orgoglio.
Momenti di grande apprensione, oggi alle Eolie per 28 turisti partiti da Lipari a bordo di un'imbarcazione da diporto locale, il natante in prossimità della celebre baia di Pollara a Salina, nota per il film Il Postino, ha urtato un ostacolo sommerso, è stata esclusa la presenza di uno scoglio, aprendo una falla nello scafo che lo ha fatto affondare in pochi minuti. Decisiva la prontezza del comandante e dell'equipaggio che hanno distribuito subito i giubbotti di salvataggio e lanciato l'SOS. I passeggeri sono stati inizialmente soccorsi e presi a bordo di alcune barche presenti in zona, poi sono stati ricondotti a Lipari con 2 imbarcazioni private. E adesso apriamo la pagina della politica, parliamo del Campo Largo che probabilmente è nato già morto. Il colpo di grazia glielo può aver dato oggi Ismaele Lavardera presentando il gruppo di controcorrente all'Ars, nato appunto pescando in casa dei 5 Stelle. Intanto Cateno De Luca, leader di Sud Chiamanolde, da un'altra stanza dello stesso Palazzo dei Normanni, lancia la sua corsa in 10 tappe per le prossime amministrative a Palermo. Il servizio di Manlio Viola. La corsa preelettorale ormai è in pieno svolgimento, ma come saranno composte le formazioni in gara resta un'incognita. Il centrodestra continua a governare senza badare ancora alle candidature. La Giunta Schifani oggi ha approvato la norma che cancella il contenzioso con la Corte dei Conti che risale al 2020. Ma intanto a Palazzo Reale, a un piano e una stanza di distanza, da una parte Cateno De Luca lancia il suo progetto in 10 punti per Palermo, dall'altra Ismaele Lavardera presenta la nascita del gruppo di controcorrente all'Ars. De Luca indica il percorso. Non è che possiamo anche su Palermo utilizzare la logica dei rifiuti, cioè di avere gli scarti, gli avanzi di certi salotti o di certi livelli di governo. In sala gialla Ismaele Lavardera presenta invece il gruppo con 2 deputati scippati ai 5 Stelle e uno proveniente dal misto, dopo essere stato eletto proprio con De Luca. Non sono più solo, dice l'ex Iena, ma poi spara ad alzo zero sul Campo Largo. Ci sono state delle primarie sul campo che hanno visto una città che era inespugnabile come quella di Agrigento riuscire con una locomotiva di controcorrente a fare la differenza. Mi sarei aspettato che la riunione di ieri poteva essere quella per sancire Lavardera candidato presidente, non ancora per perdere tempo. Io ho l'impressione che oggi questo Campo Largo voglia perdere tempo e voglia riconsegnare in mano alla Sicilia sostanzialmente ai soliti noti. Lui dunque Lavardera è in corsa e non si ferma a meno che non arrivi un candidato, sentite un po', super partes al di fuori dei partiti. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato l'assoluzione dell'ex presidente della Regione Rosario Crocetta, dell'ex presidente dell'AST Massimo Finocchiaro e dell'armatore Ettore Morace nel processo per corruzione nato dall'inchiesta Mare Nostrum, respinto il ricorso della Procura che contestava un presunto sistema di favori nella gestione dei contributi per i collegamenti marittimi con le isole minori, confermata anche la soluzione della compagnia Liberty Lines. E il GUP di Palermo invece ha rinviato a giudizio per corruzione l'ex portavoce del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Si tratta di Sabrina De Capitani, l'imprenditrice Marcella Cannariato, ex rappresentante in Sicilia della Fondazione Bellisario e della Fondazione Dragotto, Marianna Amato, ex dipendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, e il manager Alessandro Alessi. Il processo comincerà il 2 novembre, sono tutti coinvolti nell'indagine sull'uso illegale dei fondi dell'ARS. A Catania adesso un sistema digitale monitorerà e fronteggerà l'emergenza del traffico e sarà da supporto alla polizia locale. Sentiamo come in questo servizio di Tonino De Mano. Un servizio di monitoraggio digitale del traffico, niente lavori stradali in orari di punta e regolamentazione delle operazioni di carico e scarico delle merci. Ruota attorno a queste nuove disposizioni la controffensiva del Comune di Catania per fronteggiare il caos viario nelle principali arterie cittadine. Osservata speciale la circonvolazione, ma il sofisticato sistema tecnologico consentirà di controllare in tempo reale anche le vie Dusmet, Viale Africa, via Domenico Tempio, via Vincenzo Giuffrida, segnalando criticità per permettere interventi tempestivi del
della polizia locale e migliorare così la fluidità della circolazione. Ma noi siamo fiduciosi in questo senso, se riusciamo a settarlo attraverso l'acquisizione dei dati in maniera adeguata ci permette di avere quei minuti, perché di questo si tratta, utili ad anticipare il vero e proprio blocco stradale o il rallentamento critico di un'arteria. Fondamentale sarà liberare la città dalla morsa dei mezzi pesanti, come sottolinea l'assessore alla viabilità Coppolino. Questa è un'altra delibera di buonsenso che l'amministrazione ha adottato e servirà ad evitare che si creino ingorghi per la presenza di tir laddove le strade della città non li possono accogliere. Il servizio di monitoraggio digitale del traffico sarà operativo dalla prossima settimana, anche se per il vero e proprio banco di prova bisognerà aspettare settembre, che coincide con la riapertura delle scuole. 9 sequestri, un fermo, 7 libretti di circolazione ritirati, 10 auto rimosse e un cavallo sequestrato e affidato all'ASP. Questo è il bilancio di un'intera attività di controllo nel quartiere Librino a Catania, attività coordinata dalla Polizia Municipale con il supporto delle forze dell'ordine. Un'operazione mirata a contrastare illegalità diffuse, abusivismo e situazioni di degrado, oltre che a rafforzare la presenza dello Stato in uno dei quartieri più popolosi del territorio etneo. Cambiamo argomento, dopo Milano e Roma anche Ragusa apre il nuovo guardaroba sociale per donare abiti nuovi e restituire dignità a famiglie fragili ogni mese grazie alla collaborazione tra il progetto Arca, la Caritas e i volontari della Croce Rossa, un'azienda internazionale di abbigliamento. Ce ne parla Veronica Barbarino. Abbigliamento nuovo alle famiglie in difficoltà e alle persone senza dimora. È il nuovo guardaroba sociale a Ragusa, promosso da Fondazione Progetto Arca, in collaborazione con Caritas Diocesana di Ragusa, Vocri e un'azienda di abbigliamento svedese, è un nuovo segno di vicinanza per chi vive situazioni di fragilità. È un nuovo progetto, uno dei primissimi progetti di Fondazione Progetto Arca qui in Sicilia. Abbiamo già collaborato in realtà con Caritas, collaboriamo con loro dal 2018 per il supporto alimentare alle famiglie in fragilità. Nel tempo però ci siamo accorti che c'era bisogno di fare qualcosa di più e questo è stato un progetto che abbiamo deciso di portare qua. Obiettivo: preservare la dignità delle persone. Sarà quindi possibile scegliere e provare gli abiti come in un vero e proprio negozio. Sarà attivo il martedì, giovedì e venerdì al mattino, quindi le persone potranno recarsi qua o recarsi anche presso i centri di ascolto cittadini e parrocchiali per prendere l'appuntamento, per organizzare al meglio il servizio. Poi ci sarà la possibilità anche di portare indumenti usati il mercoledì pomeriggio. Un servizio che affianca l'Emporio Solidale, in cui è possibile fare la spesa di prima necessità, il Ristoro San Francesco, il centro di ascolto cittadino e quelli parrocchiali, perché nessuno è lasciato da solo. Adesso parliamo dell'ultimo maestro d'ascia. In un docufilm di Angelo Fragalà, la storia del cantiere Rodolico, da più di 200 anni, costruttori di barche di fronte ai faraglioni di Acitrezza. Il servizio di Roberta Lunghi. Un luogo dove sembra che il tempo si sia fermato, in questa baia riparata che non è stata nemmeno toccata dalla furia del ciclone Harry. Continua il lavoro dei maestri d'ascia, i costruttori di barche in legno ad Acitrezza. Una storia di oltre 200 anni, quella del cantiere Rodolico, l'arte e l'amore tramandate di padre in figlio fino all'ultimo maestro, Gianni. A lui è intitolato il docufilm diretto da Angelo Fragalà. Una storia di mare, una storia di memoria, di resilienza, che sicuramente vi appassionerà. La suggestione del luogo che rimanda ai Malavoglia di Verga, il romanticismo di un mestiere antico e destinato a perdersi, ma che ritrova vigore negli occhi dei Rodolico. Perché in questo mestiere ci vuole anche tanta immaginazione, ma per me tutte le altre cose sono inutili. Per il videomaker di Acitrezza è solo il primo capitolo di un racconto dove Gianni Rodolico, il suo cane, le barche, il mare, i faraglioni continueranno a non avere bisogno di parole. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, al rientro lo sport, il calcio.
Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro TG Sicilia, apriamo la pagina del calcio. Il Catania ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, si tratta di Fortunato Varrà, il dirigente calabrese ha sottoscritto con i rossazzurri un contratto biennale. Servizio di Sergio Colosi. Fortunato Varrà, calabrese di 49 anni, è il nuovo direttore sportivo del Catania. L'accordo su base biennale è stato ufficializzato dal club rossazzurro, che nel comunicato gli augura buon lavoro a nome del presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti. Varrà, che nel Napoli ha ricoperto la carica di responsabile dei giocatori in prestito, ha lavorato in passato con Locri, Castrovillari, Benevento, Potenza e Pontedera. Il prossimo passaggio sarà l'accordo ufficiale con il tecnico Emilio Longo, pronto a sottoscrivere un contratto di 2 anni con opzione del terzo in base ai risultati ottenuti. Completata questa fase, spazio al calciomercato per un Catania più giovane, dinamico e offensivo. Longo potrebbe convincere qualche calciatore del Crotone a seguirlo, anche se non mancheranno le resistenze rossoblù, in quanto prospetti molto interessanti per la categoria. Al centrocampista brasiliano Vinícius Negro Di Stefano, 23 anni, dal 2023 in Calabria con 72 presenze e 5 gol, all'attaccante Antonino Musso, 26enne prelevato dalla Torres e autore di 9 reti nello scorso campionato, e all'esterno offensivo di 25 anni Marco Zunno, si è aggiunto nella lista il difensore trentenne Davide Di Pasquale, con grande esperienza in C, con le maglie di Crotone, Pescara, Foggia e San Benedettese. Ci fermiamo, un'altra breve pausa. Andiamo in diretta nell'ultima parte del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque questa edizione di TG Sicilia finisce qui, non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.